espressamente si sta violando il diritto alla vita di mio figlio. La vita di mio figlio è stata e si sta calpestando per tutto quello che gli è successo nella comunità dove si trova, e questa maglietta è il suo grido: liberatemi, ho bisogno di vivere e non di morire. Una maglietta che proprio suo figlio aveva disegnato anni fa, da cui lei non si stacca e utilizza come scudo. È trascorso qualche mese dall'ultima volta che ci siamo incontrate, ma la situazione non è cambiata, ci racconta. Questa mamma aveva testimoniato ai nostri microfoni che il figlio tredicenne, ospite in una comunità dal 2013 a causa di problemi familiari, aveva subito degli abusi sessuali da un ragazzo poco più grande. Dopo l'allontanamento di quest'ultimo, fu detto alla mamma che suo figlio sarebbe stato spostato a breve in un'altra comunità, ma così non è stato. Il mio avvocato, una persona squisita che mi sta assistendo, ha presentato istanza al Tribunale dei minorenni, e dove si richiede la revoca della comunità dove si trova ancora attualmente mio figlio, e l'immediato trasferimento a casa sua. Ecco, come sta lui adesso? Allora, io ho visto mio figlio ieri e nulla è cambiato. Sono molto preoccupata per le sue condizioni fisiche e anche psichiche. È molto denutrito, è praticamente abbandonato a se stesso. Questa mamma, giudicata non idonea, non vive più. Chiedo che mio figlio venga liberato da dove si trova, e che venga a casa e che inizi a vivere, perché così è una morte lenta. Gli stiamo procurando una morte lenta. Lei si ritiene una mamma idonea? Io mi ritengo una mamma e basta, e l'idoneità sta nell'amore che si ha per i propri figli, e nell'amore deve essere incluso assolutamente l'ascolto dei propri figli.